Perquisizioni anche nel Veronese e nel Trevigiano da parte della Polizia di Napoli, che ha smantellato una cellula campana dell'ordine di Aga, il movimento spirituale di matrice neofascista. Nella Marca perquisizione domiciliare, personale ed informatica nell'abitazione di un uomo non indagato che avrebbe avuto contatti con uno degli arrestati. L'operazione coordinata dalla Procura partenopea ha visto impegnati gli uomini della Digos, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione con il servizio di polizia postale e ha portato a 5 ordinanze di custodia cautelare, 4 in carcere e una con obbligo di presenza. Un sesto elemento sarebbe latitante in Ucraina. Secondo gli inquirenti avrebbero avuto l'intenzione di progettare attacchi a caserme e obiettivi civili con lo scopo di sovvertire l'ordine democratico. Una trentina complessivamente le perquisizioni nelle case degli associati al movimento. Molti di essi si erano addestrati all'estero nel combattimento corpo a corpo e avrebbero avuto contatti con frange estremiste come il battaglione Azov, conosciuto per la sua partecipazione alla guerra in Ucraina.